Continua la scia di sangue nel mondo del lavoro con l'ennesimo incidente. Questa volta è accaduto a Isola Vicentina, grave un operaio di 43 anni ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo quanto ricostruito, il 43enne operaio di una ditta 2M di Brescia era al lavoro in un cantiere per l'ampliamento del capannone della ditta Forno d'Oro di Isola. L'uomo con un collega alla gru stavano manovrando una trave per posizionarla, quando improvvisamente, per causa ancora da chiarire, la trave ha colpito al volto il 43enne, facendolo indietreggiare, sganciando il caschetto di protezione, facendolo cadere a terra e sbattendo violentemente la testa su un'altra trave tagliente. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono giunti i soccorsi del SUEM 118. Vista la gravità, sul posto è arrivato l'elisoccorso che ha trasferito il 43enne all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in prognosi riservata con trauma cranico-facciale. Sul posto anche lo Spisal. Sono almeno 12 in Veneto dall'inizio dell'anno gli incidenti mortali sul lavoro, senza contare quelli gravi che hanno portato ad un ricovero.